Buongiorno e bentrovati a una nuova puntata di A Voi la Linea, che oggi apriamo con una lunga intervista a Erika Rebelato, la ventenne di Cammino al Tagliamento che è tra le 20 finaliste al concorso di Miss Italia. Il percorso verso la finale, in programma il 19 dicembre a Venezia, è iniziato proprio dagli studi di Telefriuli, dove Erika ha partecipato alla selezione di Miss in Onda. Vediamo. A tutti voi bentrovati a questo spazio di approfondimento di Telefriuli. Gli ultimi giorni del mese di novembre si sono svolte a Roma le prefinali nazionali del concorso di Miss Italia e proprio da lì è uscito il nome della ragazza che rappresenterà alle finali nazionali il Friuli Venezia Giulia. Di questo parleremo oggi e lo facciamo avendo in studio proprio la ragazza che è stata selezionata e che si prepara a vivere l'esperienza della finale di questo concorso di bellezza, finale che si svolgerà a Venezia. E allora salutiamo e ringraziamo per essere in studio con noi Erika Rebelato. Grazie Erika per essere con noi. 20 anni di Cammino al Tagliamento, sì. Studentessa in Scienze Tecniche del Turismo Culturale, esatto. Giusto? Beh, intanto congratulazioni per essere arrivata fin qui. Poi insomma ci racconterai di come è stato questo percorso e come ci si prepara poi naturalmente anche alla finale nazionale. In studio con noi c'è anche Michele Cupitò che è tornato a trovarci. Grazie Michele per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e ovviamente un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Allora, l'agenzia Moda Show che si occupa dell'organizzazione di eventi e che è esclusivista per quanto riguarda le selezioni del concorso di Miss Italia in Friuli, Venezia Giulia e anche in Veneto. Un'edizione particolare quella di quest'anno, ma diciamo che gli ultimi 2 anni hanno visto grandi stravolgimenti anche nell'ambito del concorso, a partire proprio dalle selezioni regionali, Michele. Ma sì, è vero, tra l'altro quest'anno ci sono molte novità che però poi tu andrai ad anticipare, però l'anno scorso si è svolta Miss Italia nel momento del Covid con una formula completamente diversa attraverso l'invio di alcuni video delle varie ragazze. Quest'anno siamo riusciti a farlo in presenza e questo è un grandissimo risultato che siamo riusciti ad ottenere. E poi, lo sapete chi segue Telefriuli, l'idea di Miss in Onda, che è stato un altro esperimento che però ha dato ragione, insomma abbiamo indovinato, vedo alcune immagini che stanno andando in onda, quindi portare le selezioni, invece di portare nelle piazze, portare le piazze in televisione. E tra l'altro Erika è stata protagonista di una proprio di quelle puntate, quindi direi che insomma si sono svolte nella maniera migliore e finalmente siamo anche tornati nelle piazze dove abbiamo condiviso i camerini con le ragazze e con il pubblico, è stato bello. Allora, raccontava Michele di questo esperimento di Miss in Onda con alcune delle selezioni del concorso che si sono svolte proprio qui in questi studi e che hanno visto tra le protagoniste anche Erika. Era luglio, era lo scorso luglio ed era la puntata di Miss Italia dedicata al comune di Rivignano Teor. Ad agosto, il 9 agosto, a Lignano Sabbiadoro, poi Erika ha vinto il titolo regionale di Miss Sport Friuli Venezia Giulia. Allora raccontaci di questo percorso, iniziato quest'estate, come è andata, che cosa ti aspettavi quando hai deciso di iscriverti e se poi quello che hai vissuto era all'altezza delle tue aspettative. Certo. Allora, inizialmente mi sono iscritta a Miss Italia come un percorso di crescita personale. Volevo fare qualcosa per, tra virgolette, anche mettermi in mostra come tutte le ragazze che partecipano. E ho iniziato appunto venendo qua in studio da voi con una selezione, per poi il 9 agosto alla anche prima selezione per accedere alle prefinali ho vinto la fascia di Miss Sport Friuli Venezia Giulia. Non me lo aspettavo proprio, difatti è stata una sorpresa anche per i miei genitori che erano lì, non se lo sarebbero aspettato, comunque era anche la prima selezione per le prefinali e quindi sì, è stato un onore e anche una grande felicità, insomma. Ti vediamo proprio in queste immagini molto, molto sicura, ti vediamo in queste immagini presente sulla scena. Come sei arrivata fin qui? Allora, devo ammettere che lavoro già come modella, quindi anche grazie appunto al mio lavoro ho acquisito molta sicurezza, soprattutto a stare comunque dietro la fotocamera, dietro l'obiettivo, anche dietro a una telecamera comunque. E quindi devo soprattutto la sicurezza a questo.
E qui ti vediamo sorridente sfilare, in quell'occasione ti sei classificata terza. Esatto. Parliamo delle prefinali che si sono svolte a Roma. Dicevamo di alcune novità che hanno caratterizzato questa edizione. Naturalmente la bellezza è protagonista, è un concorso di bellezza, di questo parliamo, però siete state messe alla prova anche su altri fronti. Raccontaci un po' allora dell'esperienza di Roma. Ad esempio, secondo me quest'anno Miss Italia sarà focalizzato soprattutto anche sulla persona, quindi sulla personalità di una ragazza. Difatti le domande erano soprattutto rivolte alla propria propensione, alla propria immaginazione all'interno di un film, oppure al livello della persona come, diciamo, come sensibilità. E inoltre c'erano molte domande anche sull'ambiente, sulla sostenibilità, quindi sì, un'edizione nuova. Non solo, insomma, un concorso di bellezza, ma una sorta anche di esame, possiamo dire così. Esatto, possiamo definirlo anche così, in modo simpatico, sì. E quindi questo è quello che avete vissuto in qualche maniera a Roma. Esatto. Si diceva delle novità. Sicuramente la finale nazionale, insomma quella più attesa ovviamente anche dalle protagoniste, ha delle novità. Intanto la finale è in programma il 19 dicembre, giusto Esatto, Michele? il 19 dicembre sapremo il nome della Miss Italia 2021. Una finale che è in programma a Venezia, dove in realtà le ragazze arriveranno già qualche giorno prima. Sì, assolutamente, c'era quasi una settimana di lavoro per loro, perché ovviamente la finale è anche una bella opportunità per la città che ospita, con queste ragazze che poi saranno protagoniste di alcuni video, ma il bello è che veramente quest'anno c'è un alone di mistero in tutto questo, perché credo che insomma le carte le stanno svelando mano a mano. Si sa qualcosa, l'hai letto sul comunicato stampa, che non ci sarà la solita sfilata con il body, i numeri, le fasce, ma credo che arrivano a piccole dose quelle che saranno novità. Però io credo che forse dopo 82 anni Miss Italia si può anche permettere di sperimentare qualcosa di nuovo, credo. Quindi vedremo. Voi sarete sempre informati, assolutamente, seguiremo assolutamente. Ci saremo. Saremo presenti, seguiremo da vicino anche questo appuntamento. E allora, visto che abbiamo parlato della finale nazionale, diceva Michele, non ci sarà la sfilata con il classico body, non ci saranno i numeri a contraddistinguere le ragazze, e qualcos'altro ce lo svela la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, che proprio in questi giorni sui social ha postato un messaggio rivolto proprio alle 20 finaliste di Miss Italia. Allora sentiamo che cosa ha detto loro. Ciao ragazze, pronte per questa nuova edizione? Allora ci vediamo a Venezia, ma sappiate che questa sarà un'edizione incredibile, perché si parlerà di rispetto per l'ambiente, si parlerà di wellness, si parlerà di tematiche legate all'ecologia molto importanti che stanno a cuore a tutte voi. E poi vi faccio un grandissimo in bocca al lupo a voi ragazze di Miss Italia e a voi ragazze di Miss Italia Social. E allora questo era il messaggio di Patrizia Mirigliani. Allora Erika, ci sarà molto da parlare, vi si chiederà di esprimervi, di esprimere le vostre idee su tematiche, come diceva Patrizia Mirigliani, importanti come insomma quella dell'ecologia. Un po' mi pare di capire come è stato già alle prefinali, visto che il tema dell'ambiente era uno di quei temi rispetto ai quali insomma vi si chiedevano opinioni, riflessioni. Cosa ti aspetti da questa finale? Non so cosa aspettarmi, perché è un po' una novità. Posso definirmi molto curiosa di vedere cosa succederà, di sapere come andrà, e anche l'idea della miniserie TV su cui girare tutto il programma è un'idea che mi incuriosisce un sacco, quindi non vedo l'ora di scoprirlo. È bello insomma che ci sia un po' questo clima di attesa più del solito, proprio per le novità che ci sono. Michele, diceva Patrizia Mirigliani, mandava il suo in bocca al lupo, il suo saluto alle 20 finaliste, ma anche alle ragazze che saranno protagoniste del concorso social. Esatto, infatti quest'anno ci sono 20 ragazze
che sono state scelte, ricordiamolo, perché poi dare i numeri è importante perché ti fa capire l'entità della manifestazione. Si sono iscritte oltre 10.000 ragazze in tutta l'Italia. Ricordiamo che il Friuli ha presentato 8 candidate alle prefinali, quindi hanno fatto bella figura, perché mi dicono che comunque si sono contraddistinte anche per simpatia. Questo ci fa piacere, siamo molto orgogliosi delle ragazze che sono nate dalle nostre selezioni. Ci sono 20 ragazze che concorreranno per il titolo di Miss Italia, poi ce ne sono altre 10 che concorreranno per il titolo di Miss Social, e anche queste avranno un compito importante nelle fasi delle finalissime. Tra l'altro si parla, appunto, come diceva giustamente Erika, di questa sorta di reality, di questa trasmissione televisiva. Quindi sarà da vedere anche queste ragazze social come andranno ad interagire con quelle che sono le concorrenti, le 20 finaliste, e anche probabilmente nel contesto della città dove si svolgerà la manifestazione. Quindi c'è anche questa parentesi importante per loro. Ecco. Non ci sarà la finalissima in diretta televisiva, anche questa è un'altra novità, ma ci si muoverà in una piattaforma social, virtuale. Esatto, sì, proprio per come ha detto la Patrizia, vuole avvicinarsi a quello che è il mondo dei giovani, e quindi hanno scelto di entrare su queste piattaforme, anche se io credo che tra l'altro queste piattaforme sono già molto conosciute, nel senso che forse il calcio ha avvicinato anche il pubblico più maturo a questo tipo di piattaforme, quindi credo che anche questo sia un altro motivo di interesse e di curiosità. Poi veramente anch'io sono curioso di sapere come andrà, perché poi magari potrebbe essere che le novità sono veramente che stravolgeranno ancora il programma. Penso però che insomma ci sta incuriosendo, e aspettiamo davvero con ansia quello che accadrà dal 12 al 19 dicembre a Venezia, perché avremo da vedere. Tornerei proprio sulla novità legata al modo in cui saranno appunto in qualche maniera messe alla prova le ragazze, quindi dicevamo non solo la bellezza, ma c'è questa volontà di conoscere la loro opinione su temi importanti, e c'è quindi in qualche maniera anche la volontà di metterle alla prova nella parte della comunicazione. Insomma, abbiamo visto la carriera che hanno fatto anche negli ultimi anni le varie Miss Italia, dalle conduttrici televisive alle attrici, insomma hanno fatto un po' di tutto, quindi probabilmente è anche importante metterle alla prova in questo senso. Sei d'accordo tu, Erika, su questo? Certo, secondo me è fondamentale che comunque una Miss Italia deve saper relazionarsi, deve saper comunicare anche con i nuovi media, quindi con i social network, quindi sono perfettamente d'accordo con la nuova visione del concorso. Leggevo tra le tue passioni quella della scrittura, e ti piace anche fare fotografie. Fare fotografie sì, è una delle mie passioni più grandi, mi piace stare sia dietro l'obiettivo sia davanti all'obiettivo, soprattutto magari quando sono in giro, mi dicono sempre i miei amici, ma sei sempre che fai le foto, quindi sì, è una delle mie passioni più grandi. Beh, come la vedi? Come un possibile sbocco futuro? Lo vedi più come un hobby? Che cosa immagini e come ti immagini nel futuro? Io rimango molto coi piedi per terra, quindi dico magari se fosse possibile sarebbe un'occasione fantastica, comunque lavorare sempre soprattutto davanti all'obiettivo. Però un domani mi immagino più magari in un mondo legato agli eventi culturali, che è quello che sto studiando, insomma. Benissimo, quindi mettere insieme un po' anche le passioni che coltivi con il percorso di studi che fai, e poi chi lo sa che cosa potrebbe succedere dal 19 in poi. Allora Erika, un grandissimo in bocca al lupo, qui da Telefriuli ti seguiremo, faremo il tifo per te come lo farà insomma l'intera regione, facci sapere naturalmente come va questa esperienza. Assolutamente. Grazie Michele, anche tu naturalmente, inutile dirlo, tienici informato. Sarà fatto, non ho ambizioni di partecipare a Miss Italia ovviamente, però saremo lì insieme a voi. Ecco, complimenti a te Erika, in bocca al lupo, mi raccomando. Grazie, in bocca al lupo. Adesso una breve pausa pubblicitaria e ci troviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Pordenone ha dato avvio al periodo natalizio proponendo un cartellone con oltre 200 eventi. Cuore delle festività, piazza 20 settembre, con l'albero, la pista sul ghiaccio e le casette. Il tutto in sicurezza per garantire la salute e allo stesso tempo tutelare il commercio cittadino. Vediamo.
Un Natale con tanta voglia di normalità e con questo spirito che Pordenone ha dato avvio al periodo delle festività, proponendo un ampio cartellone di eventi, oltre 200 proposti su tutto il territorio comunale, ma che vedono il cuore in piazza 20 settembre, dove è stato acceso l'albero, inaugurata la pista sul ghiaccio e riproposte le casette enogastronomiche. Ma anche le piazze della Motta e Risorgimento saranno protagoniste di tanti appuntamenti per grandi e piccini. Alle nostre spalle ci sono i bambini che cantano le canzoni di Natale, questo ispira molta fiducia e la speranza che questo Natale ci accompagni fuori dal tunnel del Covid e si possa tornare alla tanta agognata normalità. Il Comune ha cercato di realizzare moltissimi eventi, tante iniziative, perché ritiene che la città non sia solamente un agglomerato di uffici e di case, ma sia anche un luogo da vivere, un luogo delle relazioni, un luogo della comunità, e quale occasione migliore del Natale per poterlo esprimere pienamente. Grazie alle tantissime associazioni, gli sponsor che ci hanno aiutato nell'allestire questo Natale, con la speranza che la prossima volta, accanto al Santo Natale, al senso spirituale, allo stare insieme, possa essere anche un'occasione per rilanciare l'immagine della città. Noi ce la metteremo tutta. Il tutto in sicurezza, con controlli ai varchi sul fronte Green Pass e assembramenti limitati, per garantire a tutti di godere del periodo natalizio, assicurare buoni affari al commercio cittadino e allo stesso tempo senza mettere a rischio la salute. È un Natale in sicurezza, però non per questo non è un Natale ricco, anzi è un Natale ricco di eventi per tutti, giovani, bambini, adulti, anziani, ragazzi, famiglie, ed è un Natale anche ricco di luci a cui abbiamo prestato particolarmente attenzione quest'anno, con un tocco artistico per vestire al meglio Pordenone. Ed è anche un evento diffuso, gli eventi non sono solo in piazza 20 settembre come al solito, ma sono anche in piazza Risorgimento, piazza della Motta, in biblioteca civica, lungo i corsi, e l'invito è, pur in sicurezza, a frequentare tutti i luoghi, tutti gli eventi del Natale. Nonostante il periodo difficile siamo riusciti a individuare degli stanziamenti per consentire ai pordenonesi di vivere in spensieratezza il Natale. Sarà un Natale un po' particolare, ci saranno probabilmente anche delle limitazioni, ma grazie all'organizzazione potrà essere vissuto un bel Natale. Per quanto riguarda invece la parte organizzativa, sarà tutto quanto volto a far sì che i cittadini possano farlo in sicurezza, facendo in modo che anche le attività commerciali possano lavorare e trarne beneficio di questi eventi natalizi che abbiamo organizzato da qua all'inizio di gennaio. Nasce a Pocenia il primo impianto in Italia per la produzione dell'alga spirulina biologica a impatto zero sull'ambiente. A ideare il sistema 2 giovani agricoltori della frazione di Torsa. Una nuova produzione, l'alga spirulina, quando è cominciata? Questo è il nostro impianto di spirulina biologica. È un impianto che abbiamo costruito nuovo nel 2021, siamo partiti il mese di maggio e adesso siamo in piena produzione. La spirulina è una microalga di forma spirale e colore verde-azzurro. Microalga perché l'adulto misura circa lo spessore di un capello umano. I produttori in Italia si possono contare sulle dita di una mano. Il consumo in Italia di spirulina è di circa 170 tonnellate. La produzione italiana si aggira intorno alle 30 tonnellate, quindi tutto il resto è di produzione extra UE, coltivato in laghi naturali e quindi non controllato come la spirulina biologica italiana. La spirulina che noi produciamo la produciamo in serre coperte, dotate di tutti i sistemi di controllo dell'acquacoltura e dell'ambiente. Questo ci permette di avere un prodotto privo di metalli pesanti e sicuro per l'alimentazione umana. L'alga spirulina è considerata dalla FAO il cibo del futuro, anche se in realtà la spirulina è uno dei primi esseri viventi sulla Terra e ha contribuito a creare l'ossigeno che noi tutti respiriamo. Infatti lei si ciba di CO2 e produce ossigeno. È superfood perché contiene oltre il 60% di proteine, contiene sali minerali, vitamine e fitonutrienti e antiossidanti. Siamo i primi che produciamo spirulina biologica italiana coltivata con il 100% di energie alternative, perché l'energia elettrica viene da un nostro impianto fotovoltaico da 110 kW, mentre tutta l'energia termica che ci serve a tenere l'acqua di coltura tra i 30 e i 35 gradi anche d'inverno arriva da una caldaia a biomassa legnosa con cippato prodotto direttamente in azienda da risorse della zona. Viene coltivata in queste vasche in cui l'acqua è sempre in movimento per permettere una corretta esposizione alla luce e ai nutrienti della spirulina. Si riproduce grazie alla luce del sole e al calore dell'acqua.
E da queste vasche poi la spirulina viene aspirata tramite una pompa a membrana e portata nel nostro laboratorio, dove con un vibrovaglio viene separata la massa algale dall'acqua, l'acqua poi ritorna in vasca per evitare tutti gli sprechi. La massa algale poi viene pressata da una pressa soffice, un'idropressa, e il prodotto che risulta viene poi estruso in forma di spaghetti ed essiccato su dei telai alimentari. Allora, la nostra azienda è nata nel 92 con la produzione di fiori e diciamo che hanno iniziato i nostri genitori. Nel 2007 siamo entrati io e i miei 2 fratelli e abbiamo pensato a un nuovo progetto che prevede l'ampliamento delle serre, della coltivazione, producendo piante da fiore a impatto zero di alta qualità, perché utilizziamo, come per l'alga spirulina, il 100% di energie rinnovabili che derivano da un impianto fotovoltaico posto sul tetto delle serre e dalla caldaia biomassa legnosa alimentata da cippato prodotto in azienda da risorse reperibili in zona. Come comune siamo un piccolo comune ma con grandi eccellenze, questa è da anni un'eccellenza, ma ancora di più l'ho dimostrato con questa nuova attività ed è un piacere vedere delle persone con questo spirito, una famiglia così innovativa, che sia anche da sprone per altre, perché se osi, se vai, hai anche dei risultati. In più si investe in quello che è natura, in quello che è sicuramente ambiente, in quello che è salute, io credo che è il futuro, quindi noi siamo più che felici come amministrazione di averli qua con noi come nostri concittadini, è un'azienda veramente di spicco. Si è conclusa la 17ª edizione del Volo del Jazz, organizzato dal Circolo Controtempo, che al Teatro Zancanaro di Sacile ha proposto 6 concerti di livello internazionale, facendo registrare un'altissima partecipazione di pubblico. La manifestazione ha chiuso il programma con un evento in collaborazione con la rassegna Gli Occhi dell'Africa. Vediamo. Ritmi caldi e avvolgenti per l'ultimo concerto della 17ª edizione del Volo del Jazz, organizzato dal Circolo Controtempo e andato in scena il 4 dicembre al Teatro Zancanaro di Sacile, ancora una volta esaurito. La serata, realizzata in collaborazione con la rassegna Gli Occhi dell'Africa, ha portato sul palco ancora 2 protagonisti del panorama jazz mondiale, il pianista cubano Omar Sosa e il maestro della cora e cantante senegalese Sekou Keita, una distanza geografica tra loro temperata dalla comune e ancestrale connessione con l'Africa. Accompagnati dalle percussioni di Gustavo Valles, hanno condotto il pubblico nelle atmosfere di Suba, che significa alba in mandinka, la lingua nativa di Sekou, titolo del loro secondo album, scritto e registrato nel 2020 durante il lockdown globale, inno alla speranza, una nuova alba di compassione e di cambiamento reale del mondo dopo la pandemia, nonché un richiamo viscerale a una preghiera perenne per la pace. Istrionici ai rispettivi strumenti, ma non solo, Sosa e Keita, da veri trascinatori, hanno anche ballato sul palco in un crescendo quasi ipnotico di ritmi, colori e battimenti di mani. Una serata che ha avuto il sapore della festa in chiusura di un'edizione ancora una volta sottolineata da una grande risposta di pubblico per un festival che ha l'obiettivo di portare in regione proposte internazionali, spesso esclusive o in anteprima. È il 6° concerto di una rassegna che ha avuto il quasi tutto esaurito ad ogni serata. Siamo soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto e abbiamo portato al pubblico quello che era, diciamo, nelle nostre corde, nel nostro DNA, portare sempre musica nuova e di levatura internazionale. Lo abbiamo fatto dal primo concerto con Theo Crocker, un jazz frizzante, newyorkese, una novità per il nostro pubblico, ma non di meno la voce travolgente di Kurt Elling che abbiamo avuto, l'eleganza del pianoforte di Bill Lawrence, per non parlare poi del jazz nordico che ci ha portato Wolfgang Hafner, un jazz caldo, quello di Omar Sosa e di Sekou Keita, ma un grande successo anche la presenza di Vinicio Capossela con il suo concerto in memoria, in ricordo del suo primo album, dove c'era una forte presenza di jazzisti sul palco. Al Volo del Jazz non solo comunque concerti, ma un progetto molto bello. Abbiamo portato più di 70 ragazzi ad ascoltare jazz preparati dai loro insegnanti. Questo progetto si inserisce in un progetto ancora più ampio, che è un collettivo di altre organizzazioni sempre che trattano musica, che si chiama Sinergie Musicali.
E un altro progetto altrettanto che ha avuto successo è queste forme di jazz. Ci sono nascosti, mimetizzati tra il pubblico 6 disegnatori che disegneranno in diretta le emozioni e le sensazioni che il concerto può dare anche nella realizzazione appunto di questi disegni. L'appuntamento è per la prossima edizione, nelle intenzioni degli organizzatori ancora più travolgente. A voi la linea oggi termina qui, grazie per essere stati con noi e buona giornata dell'Immacolata.